Torno dal TG2, la guerra tra le due Coree è finita, l'annuncio storico arriva dai due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in, entrambi si impegnano a firmare quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, un trattato di pace. In diretta dal confine tra i due stati, Claudio Pagliara. Sì, è stata una giornata davvero storica, ricca soprattutto di grandi emozioni, con Kim Jong-un che ha attraversato per la prima volta il confine, ha messo piede in territorio sudcoreano con il cuore che gli batteva forte forte, ha detto, e poi appunto l'annuncio, l'impegno di firmare un trattato di pace entro quest'anno e naturalmente l'impegno anche di raggiungere la denuclearizzazione. Ma su questa storica giornata vediamo il servizio che ho preparato. Completa denuclearizzazione della penisola, questo l'impegno che i leader delle due Coree hanno firmato al termine di una giornata di cordiali colloqui. Ad annunciarlo è il presidente Moon, gongolante. La parola denuclearizzazione non è ripetuta da Kim Jong-un, che però sottolinea come la dichiarazione di Panmunjom appena firmata è destinata ad aprire una nuova era. Un summit davvero storico, trasmesso in gran parte in diretta, con i leader di due paesi formalmente in guerra che non lesinano gesti simbolici per mostrare al mondo la loro volontà di voltare pagina. Alle 9:30 il leader nordcoreano in divisa maoista e il presidente sudcoreano in abito scuro si stringono calorosamente la mano lungo la linea di un confine che da decenni è un simbolo di divisione e scontro. Il primo a varcare il muretto di demarcazione è Kim Jong-un, un passo storico, ma è un leader nordcoreano e aveva messo piede nel sud. Moon ricambia il gesto in direzione opposta, mano nella mano con il leader rivale. Una nuova storia comincia oggi, scrive Kim nel libro degli ospiti. Il summit si tiene alla Peace House sul lato sudcoreano del villaggio frontaliero di Panmunjom. Nella sala dei colloqui campeggia un quadro che ritrae il monte Gongam, simbolo di entrambe le nazioni. Il mondo ci guarda, non ripetiamo gli errori del passato, esorta Moon. Poi un altro gesto carico di significati. I due leader piantano lungo il confine un pino di 65 anni, gli anni passati dalla fine della guerra di Corea.